per sostenere che i sardi nuragici o i nuragici siano andati in Egitto e siano quel popolo, quella comunità di cui si parlano questi documenti, bisognerebbe avere la certezza di rinvenimenti di materiale di origine sarda portato da gente che veniva dalla Sardegna e che si portava presso i caratteri culturali della propria civiltà, cosa che finora non è avvenuta. È Alessandro Usai, archeologo della Soprintendenza di Cagliari e Oristano. Gli Shardana venivano dalla Sardegna. Non solo, erano uno dei popoli del mare. Diversi popoli del mare arrivarono in Egitto, ma Ramses II fu abbastanza forte quando arrivarono sulle coste da ucciderne alcuni e catturarne altri, e alcuni di questi furono arruolati per proteggerlo e per combattere contro i nemici. Come ho detto, gli Shardana furono parte dell'esercito egiziano e lo aiutarono a combattere anche gli altri popoli del mare. A Kadesh, durante la grande battaglia tra egizi e assiri, gli Shardana erano con lui. È Mansour Abbas, egittologo e rettore della South Valley University di Kenya.